Riprendiamo la trasmissione con le gare che dopo la spuriata del temporale sembra ora concedere una tregua il tempo, quindi proviamo a ripartire. È ripartita la gara del lancio del disco donne, gara del lancio del disco che era stata interrotta proprio perché ovviamente nei concorsi, specialmente nei lanci, quando le condizioni atmosferiche sono così critiche come ci trovavamo nelle condizioni in cui ci trovavamo prima, può diventare anche pericoloso. Ovviamente non credo che riprenderà la gara del salto con l'asta femminile, mentre probabilmente riprenderà la gara dell'alto maschile, che è stata interrotta, anche se non so se tutti i concorrenti saranno in pedana per questa gara, mentre sicuramente ripartiranno le serie dei metri 200 maschili. La prima serie, quando è iniziata la situazione critica, era già sul punto di partire e poi è stata interrotta ovviamente a causa dell'intensità della pioggia e del vento. Ora si stanno ripreparando i concorrenti. È probabile anche che ci sia qualche defezione, perché qualche atleta magari considera pericoloso ripartire in queste condizioni. Nel frattempo la temperatura è calata sensibilmente, molti sugli spalti e dentro al campo sono ricorsi a indumenti di emergenza o anche indumenti che si erano portati proprio in previsione dell'aggravarsi delle condizioni atmosferiche. E penso che la gara del salto in alto sia definitivamente annullata per questa giornata, probabilmente verrà recuperata in un'altra occasione, mentre sicuramente ripartiranno le gare di corsa. Assisteremo a 8 serie dei metri 200 maschili, e poi sempre se le condizioni atmosferiche non peggioreranno ulteriormente ci saranno le serie dei metri 800 donne e dei metri 800 maschili, serie che si pronunciano anche abbastanza interessanti, proprio perché alcuni concorrenti, dopo andremo a vedere chi, sono intenzionati a cercare il grosso risultato. Una su tutte è la campionessa italiana juniores Irene Vian, che tenta di ottenere il minimo per i campionati mondiali juniores di Eugene. Nella prima serie dei metri 200, avremo come di consueto gli atleti con i migliori tempi di accredito, mentre vediamo che nel disco sono iniziati i lanci di finale. Il tabellone probabilmente non funzionerà a dovere, proprio perché questi tabelloni di plastica quando piove tendono ad incollarsi, i numeri non escono, quindi sarà anche un po' difficile vedere chi sta lanciando in pedana. Quindi interrotta definitivamente la gara del salto in alto, sospesa la gara del salto in alto, probabilmente verrà recuperata in un'altra occasione. Peccato, perché stava cominciando a prendere quota la gara e si porterà sicuramente a termine la gara del disco femminile. Nella prima serie dei metri 200 sono gli atleti, come dicevo prima, più quotati. In corsia 1 avremo Ludovico Cortellazzo della Industria Padova, che in questa stagione è accreditato di 21,86. In 2 per l'atletica vicentina c'è Cek Ahmed Minogu
Minogu che ha un tempo di accredito di 21,72. Poi in 3 c'è Claudio Tonet del gruppo sportivo La Piave 2000. La Piave 2000 22,21 il suo tempo. In 4 Diego Zudar della Biotecna Marcon, che è l'atleta con il miglior tempo di accredito, 21,67. Corsia 5 per Nicolò Ceola dell'Atletica Vicentina, ed in 6 Diego Apolloni dell'insieme New Food Verona. In questo momento il vento è praticamente nullo, quindi questo diciamo che in qualche modo sicuramente non danneggia gli atleti e permetterà un regolare svolgimento della gara. La pista ormai sembra essere una buona pista, ha un buon drenaggio, quindi sono state già drenate tutta la pioggia è stata drenata dalla pista, e quindi dovrebbe avere uno svolgimento abbastanza regolare questa gara, sempre che non ricominci a piovere. Prima serie ci sarà probabilmente il duello fra Cech Minogu e Diego Zudar, con un terzo incomodo che è il giovane junior Lodovico Cortellazzo, atleta di origini atestine, originario di Est, della zona di grandi velocisti, di grandi saltatori, che dopo un periodo iniziale un po' appannato in questa stagione ora si è portato a 21,86, grandi potenzialità di questo giovane atleta in forza all'Assindustria Padova. In crescita anche il vicentino Cech Minogu della categoria Promesse, che quest'anno ha corso in 21,72, e poi c'è questo Diego Zudar della Biotecna Marcon al 21,67, che tenterebbe in qualche modo di migliorare il suo tempo, anche per raggranellare ancora un po' di punti per la società, per il campionato di società. Nel frattempo, in attesa che parta la prima serie, abbiamo il risultato del lungo femminile, con la vittoria di Eleonora Andreis Valpolicella Lupatotina con 5,73 davanti ad Anna Coltro del Bentegò di Verona 5,55. Al terzo posto Elena Soligo della Silca Conegliano con 5,21, poi Jasmine Surian ancora Conegliano 5,15. Poi al di sopra dei 5 metri c'è anche Luisa Sinigaglia della Sindussia Padova, che per la prima volta supera i 5 metri, 5,05, altro prodotto della zona attestina, quindi del sud di Padova, quindi zona, come dicevo, di grandi potenzialità per quanto riguarda velocità e salti. Questo è il risultato del salto in lungo femminile, mentre mi hanno portato anche l'elenco del lungo maschile, quindi ci sarà probabilmente l'intenzione di tentare di iniziare anche questa gara, vedremo poi nel proseguo della manifestazione. Ilaria Collini intanto nel disco dell'Assindustria Padova, purtroppo finisce sulla rete il disco dell'atleta veneziana in forza all'Assindustria Padova. C'è ancora qualche attimo di attesa per veder partire la prima delle 8 serie dei metri 200 maschili. Mentre nel disco purtroppo sono davanti al tabellone le fanciulle, non si riesce a vedere né numeri né misure. 32 metri circa per questa atleta che ha testé lanciato. Vediamo che gli atleti della prima serie si stanno svestendo, quindi è imminente la partenza di questa serie. Sarebbe magari opportuno sveltire le operazioni, perché
si rischia di incorrere in un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche. Questo comprometterebbe ulteriormente il normale svolgimento di questa manifestazione, che già in qualche modo è stato compromesso, perché vediamo che alcune gare sono state sospese e annullate, tipo la gara del salto in alto maschile e anche quella del salto con l'asta femminile. Vanno sui blocchi i concorrenti. Allora, Cortellazzo, Minogu, Tonet, Zudar, Ceola, Apolloni, dalla prima alla sesta corsia. A rivedere qualche corsia vuota. Forse è assente, Zudar è assente sicuramente. C'è un doppio sparo, quindi tornano indietro i concorrenti. Sta succedendo un po' di tutto in questa giornata. Lo sparo del controstarter dopo praticamente un quarto di gara completata. Vedremo se ci sarà anche qualche ulteriore esclusione dalla gara. Si sa, nel regolamento dice che alla prima falsa partenza gli atleti vengono esclusi dalla gara. Nel settore assoluto questo non vale per le categorie giovanili, ma nel settore assoluto alla prima falsa partenza si viene esclusi dalla gara. Vedremo se ci sarà qualche esclusione. Già c'era la rinuncia, mi pare di vedere, di Tonet e di Zodar, e forse Tonet. Anche, mi pare, anche era assente Cortellazzo, se no. Cortellazzo e Zudar erano i due assenti. Cortellazzo della Sindustria, giovane junior, del quale ho parlato in precedenza, evidentemente ha rinunciato. Può anche succedere che atleti in precarie condizioni, magari al rientro dopo infortuni, intendano rinunciare proprio a causa di queste condizioni atmosferiche che potrebbero compromettere anche l'incolumità fisica. Tanto vediamo che si è elevato di nuovo il vento, ma questa volta è a favore, quindi aiuterà sicuramente in qualche misura gli atleti. Speriamo non sia superiore ai 2 metri al secondo, e questo finirebbe per andare ad annullare il risultato, perché sappiamo vento superiore ai 2 metri al secondo significa risultato non valido nemmeno per l'inserimento nelle graduatorie nazionali e neanche per l'ottenimento eventuale di minimi per la partecipazione ai campionati italiani o assoluti o anche in manifestazioni internazionali. Vediamo cosa sta succedendo alla partenza. Può anche essere che questa interruzione non sia dovuta a qualche falsa partenza, ma al fatto che non ha ben funzionato il cronometraggio. Vediamo se è così. In tal caso tutti gli atleti ripartirebbero senza alcuna esclusione. Siamo sempre in attesa di vedere ripartire questa prima serie dei metri 200. Che per il momento è l'unica gara ancora in corso. C'è anche il disco che sta concludendo, purtroppo non è possibile seguirlo perché
non vengono posti i numeri degli atleti sul tabellone, per cui è difficile capire chi sta lanciando. Siamo arrivati al 6° lancio, quindi sta per concludersi proprio questa gara del disco. Mentre vediamo che stanno entrando invece gli atleti della gara del getto del peso maschile. Questa gara penso si svolgerà, almeno credo che il problema sia dovuto, è possibile che con la pioggia, che la pioggia abbia creato qualche problema al sistema di ricezione dello sparo per messa in moto del cronometraggio, quindi questo potrebbe far sì che non ci siano sanzioni nei confronti degli atleti e quindi nessuna esclusione. Intanto si sta effettuando la premiazione del salto in lungo e vediamo se andiamo ad inquadrare il podio. Al 3° posto della gara di salto in lungo c'è Elena Soligo della Silca Conegliano, che ha tenuto 5,21, poco lontano dal personale. Poi a 5,55 Anna Coltro della Bentegodi in seconda posizione, e la campionessa regionale con 5,73 è Eleonora Andreis della Valpolicella Lupatotina, che si aggiudica il titolo con il primo salto. Ha ottenuto al primo salto la miglior misura, quindi conquista con un salto il titolo di campionessa regionale. Abbiamo anche il risultato ufficiale dei metri 200 femminili, che hanno visto la vittoria di Alice Murari del Bentegodi Verona, come da pronostico. Era l'atleta favorita della gara, che ha vinto con 25,11 davanti a Fabea Midia del Coin Venezia, che abbiamo sentito in precedenza, che ci ha raccontato la sua storia dell'atletica svolta in Francia, dove ha più volte vestito la maglia blu della nazionale francese, è stata anche capitana della nazionale francese. Al 3° posto la giovanissima Rebecca Borga, anche questa abbiamo sentito i suoi programmi futuri. Poi Rebecca Sartori del gruppo atletico Bassano. Rebecca Borga ha fatto 25,68, e poi Rebecca Sartori, che oggi non abbiamo visto nei 400 ostacoli. Lei normalmente è una atleta molto forte nei 400 ostacoli, categoria allieve, riesce ad esprimersi intorno ai 61 secondi nei 400 ostacoli, quindi è una delle avversarie, tra l'altro, anche di Rebecca Borga proprio nei 400 ostacoli. Poi Irene Ogede della Valpolicella con 26,48, e al 6° posto Ilaria Bettin del Cuspadova con 26,78. Questo è il risultato ufficiale dei metri 200 femminili, mentre siamo sempre in attesa della partenza. A questo punto il problema è proprio di carattere tecnico, perché c'è il ricettore del cronometraggio elettrico che evidentemente non sta funzionando, e questo quindi non permette di far partire il cronometraggio. Stiamo facendo delle prove, vediamo se tutto funziona. Mentre stanno entrando anche i concorrenti della gara di salto in lungo uomini. In questa gara avremo Riccardo Apolloni dell'Insieme in Food Verona, che ha un personale di 7,09, Luca Pedron della Biotecna Marcon 7,17, Williams Kazim della Sindustria Padova, Francesco Battistello, anche lui un personale superiore ai 7 metri, 7,03, Fabio Camattari, giovane allievo della Biotecna Marcon, Andrea Camporese dell'Athlon Padova, Nicolas D'Ademo, anche lui un personale superiore ai 7 metri, 7,01, Tobia Furlan del Coin Venezia, Federico Ponzin della Sindustria Padova,
L'atleta più quotato è proprio il prossimo che dirò, Harold Millet Barruecos dell'Atletica Vicentina, che ha una misura di accredito di 7,61, atleta della categoria junior, campione italiano della categoria junior. Poi ancora c'è Roberto Fortunato del Master Atletica, Leonardo Beretta della Senior Sport Padova, Elia Carpene della Valpolicella Lupa Totina, Mario Nalato della Biotecna Marcon, Leonardo Giacometti Atletica Nevi e Lucas Perticaro dell'Atletica Vicentina. Come abbiamo visto, numerosi in questa gara gli atleti con personali superiori ai 7 metri, quindi una gara che si preannuncia anche come gara molto valida sul piano tecnico. Il vento in questo momento è un po' trasversale ma favorevole, e quindi questo potrebbe anche favorire i risultati degli atleti. Mi pare che siano stati risolti i problemi riguardanti il cronometraggio, quindi sta per partire la prima serie, che era stata interrotta in precedenza a causa del non funzionamento del cronometraggio, quindi dovrebbero partire tutti gli atleti, se non vedo male, li vedo tutti e 4 gli atleti che erano partiti in precedenza. Quindi si tratta di Cech Minogu in corsia 2, Claudio Tonetti in 3, Nicolo Ceola in 5 e Diego Apolloni in corsia 6. Diego Apolloni che ha fatto diverse esperienze nelle varie specialità dell'atletica, dai salti agli ostacoli, e ora oggi in versione velocista. Diego Apolloni. Partita la gara, questa volta sembra tutto a posto. Cech Minogu che si fa vedere in corsia 2, l'atleta dell'Atletica Vicentina, Minogu al comando. Minogu e poi Ceola, compagno di squadra, Cech Minogu, e siamo sul finale. 22:14 il tempo di Cech Minogu, che si aggiudica questa prima serie e mette una seria ipoteca sulla conquista del titolo di campione regionale. La temperatura che si è notevolmente abbassata purtroppo non consente di ottenere risultati di grande valore, perché ovviamente la resa è inferiore, mentre vediamo che si stanno portando verso il podio intanto le prime 3 concorrenti dei metri 200. Per la premiazione al terzo posto la giovanissima Rebecca Borga, classe 1998 della categoria lieve, 25,68. Poi al secondo c'è Fabé Dia del gruppo Aristide Qui in Venezia, 25,50 per lei, e la campionessa regionale Alice Murari della Bentegodi Verona, che si aggiudica la gara con 25,11. Ricordo che in quel momento il vento cominciava a soffiare piuttosto intenso in faccia alle concorrenti, quindi questo ovviamente non ha favorito le atlete nella ricerca del risultato cronometrico. Nella seconda serie dei metri 200 in corsia 1 Michele Dianin della Industria Padova, in 2 Alberto Cecchetto del gruppo atletico Bassano, in 3 Luca Furlanetto ancora gruppo atletico Bassano, corsia 4 per Filippo Zambon del COI in Venezia, in 5 Matteo Buonora della Silca Ultralight Vittorio Veneto, ed in corsia 6 Luca Scarabello Bentegodi Verona. Questa è la composizione originale della seconda serie di metri 200. Non sappiamo se intanto c'è l'amico Guerrino Boschiero che si sta preoccupando anche della mia salute, perché mi sta proponendo di coprirmi, e Guerrino Boschiero è il presidente della Biotecna Marcon.
che abbiamo visto anche in altre occasioni, anche come organizzatore oltre che come presidente della Biotecna Marconi. Sono pronti i concorrenti della seconda serie, mentre nel peso siamo ai lanci di prova e stanno effettuando rincorse di prova anche i saltatori in lungo, che poi vedremo in azione. Parte la seconda serie. Sono tutti concorrenti che hanno personali molto vicini ai 23 secondi, personali non tali credo da poter impensierire il vincitore della serie, della prima serie, Cheikh Minogu, che ha ottenuto 22,11, ma vediamo che cosa succederà in questa seconda serie. Anche qui mi pare di vedere qualche defezione, anche qui 4 concorrenti al via, 2 di Bassano più Zambon e Scarabello del Bentegò di Verona. È Zambon che si presenta al comando, Zambon del Coin Venezia, atleta che spesso si cimenta nei 400 ostacoli, ma è Scarabello del Bentegodi che sul finale esce di prepotenza e va molto vicino al primato personale, che è di 23 secondi netti, ha ottenuto 23,05, quindi un tempo molto vicino al suo personale. Sono 8, lo ricordo, le serie previste nei metri 200. Nella terza serie, in corsia 1, avremo Francesco Marconi del Treviso Atletica, in 2 Filippo Olivotto della Dolomiti Belluno, corsia 3 per Kevin Durigon del Treviso Atletica, in 4 c'è Giorgio Bianchini del Bentegò di Verona, corsia 5 Giacomo Fiorindo del Treviso Atletico, ed in 6 Treviso Atletica, in 6 c'è Riccardo Faliva dell'Atletica Vicentina. Tutti concorrenti con personali intorno ai 23,50, poco sopra e poco sotto, quindi non dovrebbe correre pericoli il tempo ottenuto dal vincitore della prima serie, Cheikh Minogu. Si stanno intanto, dicevo, preparando i concorrenti del getto del peso. Vediamo quali saranno i protagonisti di questa gara, che stanno affrontando, sono impegnati in lanci di riscaldamento, mentre vediamo che stanno entrando anche le atlete della gara di lancio del giavellotto femminile, e qui, come ricordavo prima, ci sarà il duello tra la portacolore della Sindustria Padova Maddalena Purgato e la giovane Ilaria Casarotto le vediamo entrambe presenti, e quindi sicuramente saranno della partita entrambe le concorrenti. Non ci sono condizioni ideali per lo svolgimento di questa gara, ma ecco, mi hanno portato in questo momento l'elenco delle concorrenti del giavellotto, mentre c'è anche un risultato sia pure parziale, diciamo, perché il risultato a quel punto della gara del salto in alto, che a quel punto vede la vittoria di Davide Spigarolo con 1,99 davanti a Tobia Vendrame della Silca Ultralife di Torrio Veneto e Tommaso Toffanin con 1,93, Guido Rado con 1,90, Matteo Borsetto dell'Atletica Nevi con 1,90, ma ancora non era entrato in gara Eugenio Rossi della Biotecna Marcon, che è l'atleta che ha un personale, mentre è partita la terza serie e c'è la vittoria in corsia 5 di Giacomo Florindo del Treviso Atletica con un tempo di 23,31, che è il nuovo primato personale dell'atleta. Quindi, nonostante le condizioni atmosferiche peggiorate nettamente, almeno in questo momento sul piano della temperatura, perché si è notevolmente abbassata la temperatura, Giacomo Florindo del Treviso Atletica riesce a migliorarsi proprio in questa gara.
non ci sarà credo la premiazione dell'alto, perché non essendosi conclusa la gara non verrà assegnato in questo caso il titolo, presumo che verrà recuperata. C'è invece l'elenco, dicevo, delle giavelottiste, sono Beatrice Santin della San Giacomo Banca della Marca, poi Giorgia Bonfante del Bentegodi, Angela Kuman dell'Atletica Vicentina, Valentina Angeli dell'Aristide in Venezia, Ilaria Casarotto dell'Atletica Vicentina, che con il giavellotto da 600 grammi ha lanciato in questa stagione a 49,69, mentre ricordo è la primatista italiana con il giavellotto da 500 grammi delle allieve con 57,65 mi pare, non ricordo male. Poi Chiara Francescato 36,40, Antonella De Marca Dolomiti Belluno con 34,63, Laura Mottin dell'Atletica Vicentina, Martina Bonaventura del Coin, Maddalena Purgato che in questa stagione ha lanciato, vincendo il titolo italiano universitario, a 50,53, Jessica Olivotto la Piave 2028,20, Gloria Pavan San Giacomo Banca della Marca e Alice Vinco Bentegodi Verona, giovane che non è più tanto giovane ma che in carriera ha vinto un titolo italiano, sia pur giovanissima, della categoria cadette, e sta tentando ora di ritornare a buoni livelli. Quest'anno ha lanciato a 39,08.
peso uomini. Utilizzo del presidente del Comitato Baccano Carlo Vigliarolo al terzo posto per il 14-14 per la Treviso Atletica Luciano Boisi.